Sì, è una sottoscrizione molto importante perché intanto abbiamo la progettazione, ma abbiamo già la concretezza di avere anche le risorse per la realizzazione, quindi una sottoscrizione, ripeto, molto importante perché dà una risposta a quello che è l'accesso a nord di Jesolo. È un'opera anche importante dal punto di vista economico, parliamo di 50 milioni di euro, oltre 4 chilometri di estesa con un attraversamento importante del canale Cavetta con una infrastruttura molto significativa. Tempi, tra un anno l'approvazione della conferenza di servizio dello screening ambientale, poi ulteriori attività di sviluppo progettuale dell'esecutivo, cantierizzazione, possiamo parlare di primavera del 27.